Io credo che il ministro e la politica non debbano e non sia opportuno in questo momento intervenire e gettare benzina sul fuoco. Il guardasigilli Carlo Nordio a Spresiano per parlare della riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo esclude qualsiasi possibile intervento del Ministero sul caso scoppiato a Treviso dopo che l'Associazione Nazionale Magistrati ha organizzato all'interno del Tribunale, nell'aula della Corte d'Assise, un dibattito per illustrare le ragioni del no. Vorrei sperare che il tempio della giustizia, forse perché continuo ad avere un'idea molto elevata sia della giustizia che della magistratura, il tempio della giustizia restasse estraneo a qualsiasi forma di politicizzazione. Nelle ultime ore dura la presa di posizione anche dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. Gli spazi del Tribunale non dovrebbero essere impiegati per fini che non garantiscono un reale equilibrio democratico. Il commento in qualche modo allineato alle considerazioni del Ministro. Se però il dibattito fosse mantenuto in termini tecnici e con uguale rappresentanza di entrambe le parti, trattandosi di un argomento che interessa la giustizia, non vedrei nulla in contrario, però purtroppo gli esempi che abbiamo avuto non tanto a Treviso quanto in altri palazzi di giustizia, ultimo quello di Reggio Calabria, ci dicono che le cose non stanno andando così.